Cari telespettatori, ben ritrovati nel nostro spazio dello Spicigelle del Veneto. Quest'oggi parliamo, lo abbiamo già fatto, lo rifaremo ancora perché è un argomento e un tema molto importante e anche urgente delle criticità del sistema sanitario regionale del Veneto. Sono emerse tutta la loro evidenza da un po' di tempo, non solo liste d'attesa, non solo diagnostiche che si fanno attendere, cittadini che aspettano di essere richiamati dai CUP e non vengono chiamati, restano in attesa di tempi infiniti oppure debbono ricorrere alla sanità per vie private. Questo non è assolutamente corretto, è dispendioso e oneroso, manca anche il personale nella sanità, insomma c'è una situazione di disagio in generale. E allora vediamo il sindacato come si sta muovendo. Abbiamo il piacere, per parlare di questo, di avere qui con noi in studio Vigilio Biscaro, segretario generale SPCGL di Treviso. Grazie segretario di essere qui con noi. Grazie a voi. Che ci farà il focus in particolare nell'area della Marca Trevigiana di Treviso, quindi ci racconterà quali sono i pro e i contro nel sistema, come funziona e cosa invece deve essere, a cosa si deve mettere mano. E invece, per inquadrarci un po' la situazione in generale, abbiamo immancabile il nostro Paolo Righetti, CGIL Veneto. Grazie segretario anche lei di essere con noi. Grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori. Allora, io partirei proprio con lei, segretario Righetti, perché ci potrebbe aiutare i nostri telespettatori a comprendere meglio qual è il sistema per il quale voi avete organizzato, anzi non per il quale, contro il quale voi avete organizzato una manifestazione, parteciperete a una manifestazione dopo Pasqua, no? Ci dica. Sì, per la precisione, noi abbiamo aderito all'appello del Comitato Veneto per la Sanità Pubblica, che ha organizzato appunto la manifestazione regionale a Vicenza il 15 di questo mese, con la finalità di rivendicare e sollecitare tutti gli interventi e le risorse possibili per salvaguardare il sistema sanitario nazionale e più in generale il sistema sociosanitario pubblico e universale. Noi condividiamo quella finalità e per cui abbiamo aderito e saremo presenti come CGIL. Abbiamo messo in campo anche un'azione autonoma a livello sindacale, unitariamente con CISL e UIL. Il 30 di marzo abbiamo fatto una grande assemblea regionale con tutti i nostri delegati, delegate, attivisti dei pensionati nelle strutture territoriali, a cui abbiamo invitato anche l'assessore regionale alla sanità e sociale, l'assessore Emanuela Lanzarin, per confrontarci sulle criticità forti che ci sono e soprattutto su quali sono gli interventi e le misure da mettere in campo nella maggiore tempestività possibile. Detto questo, qual è il quadro che noi segnaliamo, evidenziamo? Esatto, quindi quadro sociosanitario. Chiedo anche le slide dalla regia, così supporta quello che lei ci racconta adesso, prego. Noi stiamo dicendo da tempo che c'è un arretramento nell'accesso e nella qualità dei servizi e delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Purtroppo anche qua in Veneto, il Veneto non è esente da questo arretramento, da questa regressione, che riguarda soprattutto la filiera dell'assistenza territoriale, per cui tutta la filiera della presa in carico delle problematiche, della transizione ospedale-casa, dell'assistenza domiciliare, della qualità e accesso alle cure di base. Pensiamo alle carenze dei medici di medicina generale, alle tante zone che sono ancora carenti anche qua in Veneto. Pensiamo alle liste d'attesa, alle lunghissime liste d'attesa, insomma, che portano le persone a dover rivolgersi al settore privato oppure a rinunciare addirittura alla prevenzione e qualche volta anche alle cure. E questa è una situazione che non nasce oggi nell'immediato, ma si sta fortemente accentuando in questi ultimi mesi, nonostante invece ci sia un bisogno completamente diverso. Siamo di fronte a una crescita costante delle esigenze di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di assistenza. Perché? Perché il quadro sociosanitario è un quadro che ha queste caratteristiche, che siamo in presenza per fortuna di un innalzamento dell'aspettativa dell'età di vita, un invecchiamento della popolazione, che però porta con sé molte situazioni di cronicità, di non autosufficienza,
siamo in presenza di una situazione diffusa anche nel nostro territorio di inquinamento ambientale, di inquinamento dei sistemi produttivi che richiedono una capacità anche qua di programmazione di un nuovo modello di produzione, di tutela dell'ambiente in una logica più sostenibile e più a tutela dell'ambiente e della popolazione. E questo porta con sé una crescita anche delle patologie. Noi lo guardiamo dal punto di vista del mondo del lavoro, stanno crescendo non solo gli infortuni mortali e gli infortuni gravi, ma sta crescendo anche le malattie professionali, quelle da stress lavoro correlato, o perché si è a contatto con sostanze tossiche, o perché invece ci sono ritmi di lavoro e modalità di lavoro che non tutelano sufficientemente. La causa principale che noi indichiamo in questo arretramento è sicuramente una causa di carattere generale. Pensiamo al definanziamento del sistema sociosanitario nazionale. Ci preoccupa moltissimo che anche per i prossimi anni sia programmata una forte riduzione. Infatti vediamo la slide anche successiva, chiedo alla regia di metterla in onda che così stigmatizza un po' quello che lei ecco, ci sta raccontando, prego. Perché purtroppo nell'ultima legge di bilancio, ma anche nel documento economico finanziario precedente, la programmazione della spesa sanitaria è in progressiva riduzione da qua al 2025. Si prevede di arrivare al 2025 al 6,1 della spesa sanitaria in rapporto al PIL, che è meno di quanto era destinato prima della pandemia ed è molto meno della comparazione, eccolo qua, con gli altri paesi europei. Ma come mai non eravamo messi abbastanza bene per quanto riguarda il sistema sanitario, che anzi veniva un po' additato come modello da emulare, anche se di difficile, diciamo così, sostentamento, e invece siamo precipitati? Appunto eravamo, perché nel corso di questi ultimi anni, sia come finanziamento dedicato qua in Italia appunto alla spesa sanitaria, che è programmata in ulteriore decrescita, e questo è veramente preoccupante perché mette a rischio veramente, mette nella condizione il sistema sanitario nazionale di non farcela, e a questo si sono sommati degli elementi peculiari del nostro paese che riguardano anche la nostra regione, il Veneto, che sono quelli di una progressiva forte riduzione del personale, degli organici, delle professionalità necessarie in tutti gli ambiti del sistema sociosanitario. Manca personale, manca figure professionali specialistiche in quasi tutti gli ambiti, in quasi tutti i settori. E questo è dovuto a gravi ritardi programmatori nei fabbisogni professionali, nei fabbisogni di specializzazioni e per cui nei percorsi formativi. Certo, ecco, dove avete riscontrato, chiedo anche la slide successiva, che la spesa privata, a fronte di tutte queste criticità, la spesa privata è in crescita, è stata in crescita, è aumentata? Sì, i dati sono questi, non è che lo diciamo noi per fare polemica, per l'insieme delle cose che ho richiamato, e per cui un arretramento nell'accesso ai servizi in molti territori, soprattutto nelle aree interne, nelle aree più periferiche, si fa fatica anche ad accedere ai servizi, bisogna fare tanta strada per poter avere accesso ai servizi, ma questo abbinato alla carenza di medici e di personale specialistico e abbinato alle liste d'attesa che sì, sono aumentate per effetto della pandemia, ma c'erano già prima e continuano a esserci, a non essere recuperate adeguatamente neanche adesso, spingono le persone a dover rivolgersi al privato. Chi ce la fa? Chi ce la fa che ha la possibilità di farcela? Allora almeno fa la cura. Tanti rinunciano alla prevenzione. Chi non ce la fa perché è una condizione di disagio, e sappiamo che siamo in una fase di forte disagio economico e sociale, alle volte rinuncia addirittura alla cura anche, oppure comunque complessivamente questo spostamento porta a un aumento del costo per le persone, per i cittadini, per avere cura e assistenza, perché sappiamo che lo spostamento nel settore privato determina anche complessivamente un aumento del costo di accesso alla Certo. prestazione
A e al fronte di servizio. questo, segretario, voi che cosa, e chiedo qua, sempre a supporto alla slide che ribadisce queste vostre richieste, che cosa chiedete alla Regione per le sue competenze? La regione, siccome la regione fa parte della conferenza delle regioni, per cui chiediamo, come chiediamo a tutte le regioni, come chiediamo a livello nazionale, che ci sostenga nella richiesta al governo di modificare quella previsione di riduzione della spesa sanitaria fino al 6,1%. E poi per quello che sono le sue titolarità, e ne ha tante perché sappiamo che il sistema sulla sanità, le regioni hanno tante competenze, di investire sul personale a partire dal finanziamento di più borse di studio, eh, per consentire anche in modo progressivo, graduale, perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, di fare un piano straordinario di assunzioni a partire dagli ambiti, dai servizi che ne hanno più bisogno, di dare rapida attuazione a tutte le misure che in parte ci sono già. Ci sono tante misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ci sono le misure previste dal nuovo DM 77 sulla filiera dell'assistenza territoriale, e ci sono le stesse misure previste dalla programmazione regionale, dall'ultimo piano sociosanitario regionale, dalle schede di dotazione ospedaliera. In tutti questi ambiti c'è un ritardo oggi nell'attuazione, nella creazione delle nuove strutture, dei nuovi servizi, che vanno accompagnate però da un incremento del personale, perché queste strutture, questi servizi senza il personale rimangono delle scatole vuote, come diciamo. Voi C'è chiedete il tema dei anche, medici. sì, esatto, voi chiedete anche la riforma delle IPAB a questo Sì, questo è dentro il rafforzamento che chiediamo della filiera dell'assistenza territoriale. È veramente paradossale che una regione come il Veneto, che si dichiara virtuosa, efficientissima e cosa, sia l'ultima regione che non ha ancora fatto la riforma delle IPAB, che non è solo la riforma delle IPAB. Noi chiediamo la riforma delle IPAB e chiediamo la loro trasformazione in aziende pubbliche che mantengano la natura pubblica delle case, di queste case di riposo, e che vengano inserite nella filiera dei servizi territoriali, che vengano governate dalle USL, ma chiediamo anche una riforma più complessiva di tutto il sistema della residenzialità, che porti ad incrementare anche, soprattutto in termini di servizi, ma anche di sostegno economico, laddove è possibile, le scelte di domiciliarità delle persone che hanno non autosufficienza o delle cronicità forti. Per cui abbiamo una visione complessiva. Ad oggi, ad ogni cambio di legislatura, la Regione dice questa è la prima riforma che facciamo, e purtroppo siamo ancora qua, gli annunci si ripetono, però noi stiamo ancora aspettando di essere convocati su questa, per dire la nostra, su questa riforma. Ecco, se posso dire un'ultima cosa, è che noi segnaliamo come carente, purtroppo, no, nel rapporto, nel confronto con la regione. Noi chiediamo di avere un coinvolgimento periodico, continuo, non basta un incontro con noi una volta ogni 6 mesi. Se si vuole ascoltare chi rappresenta come noi centinaia di migliaia di lavoratori, di lavoratrici, di pensionati, di chi lavora in queste strutture, di chi è ospite di queste strutture, credo che possiamo portare un contributo importante perché sia vero, efficace, e questo confronto deve avvenire prima di assumere le decisioni, di fare le Certo. delibere di giunta, di assumere i provvedimenti. E questo Certo. purtroppo spesso non succede. Grazie segretario. Con queste sue parole noi interrompiamo un attimo, viviamo la pubblicità, poi ritorniamo, sentiamo anche lo SPI, sindacato nell'area di Treviso, che istanze fa, che cosa ha richiesto, cosa è riuscito a fare. Ci vediamo tra poco. Allora, entriamo adesso nel territorio della Marca Trevigiana, lo facciamo con il segretario dello SPI. Uno dei problemi è la lista d'attesa, e a questo proposito voi a livello unitario avete organizzato anche un video che riassume la questione, vediamolo anche insieme, poi entriamo nello specifico per capire le iniziative che avete organizzato. Vediamo il video.
Eccoci qua. Allora, io mi divertivo un po' a rispondere alle domande. Se non si viene chiamati, questo percorso di tutela e quindi chiamare il sindacato, che cosa garantisce? Cioè voi che cosa riuscite a fare? Allora, noi riusciamo a fare quello che la legge già permette, e cioè far ricadere sulla regione il costo di una diagnosi, di una cura, di un esame attraverso la presentazione della prescrizione del medico e della risposta del centro unitario di prenotazione, e andando qui sì, ahimè e ai noi, presso centri medici privati, espletiamo i nostri bisogni e il maggior costo viene poi passato alla regione. Noi paghiamo il ticket, perché questo è quello che dobbiamo fare, chi spetta, e il costo va alla regione. Questo lo dobbiamo fare però attraverso una raccomandata che richiama tutto questo e le leggi, perciò richiamiamo norme, non facciamo pubblicità. Quindi, ma il cittadino, ecco, esatto, è sicuro. Il cittadino, per quanto ci riguarda, il cittadino se telefona, e questa secondo me è un intervento proprio meritorio da parte dei sindacati dei pensionati a livello unitario, perché finalmente mi ricordo che qualche tempo fa si diceva: ma perché io non posso andare nella sanità privata se il pubblico non mi dà, non risolve i miei problemi? Bene, io ci posso andare non solo pagando e basta, ma facendo ricadere i maggiori costi sulla regione. È ovvio che questa è una presa di posizione abbastanza dura, diciamola così, ma dobbiamo far capire, primo, che noi cittadini abbiamo dei diritti, che ci sono delle norme che ci tutelano, e terzo, ritornando al ragionamento che prima faceva anche Paolo, che bisogna smetterla a livello regionale, ma anche a livello nazionale, con queste manovre finanziarie che tolgono di anno in anno quelle risorse che invece dovrebbero essere aumentate. Io voglio ripeterlo, bisogna ripeterle queste cose qua. La pandemia non ci ha insegnato nulla. Sembrava che ci avesse insegnato che il sistema sanitario nazionale, che dà diritti universali al di là del censo, diciamo così, ecco, questo servizio sanitario osannato nel 2020, adesso, trascorso il periodo pandemico, rischia di andare nel dimenticatoio. La prova provata è che nella ultima legge finanziaria abbiamo tolto ulteriormente risorse che invece dovevano essere aumentate. Bisogna ripeterle queste cose qua, perché ci dimentichiamo dall'oggi al domani che cosa è successo. E perciò se i cittadini, lavoratori e pensionati hanno queste necessità, che telefonino o che vengano a trovare, perché noi diamo queste risposte. Ecco, stiamo facendo una pubblicità. C'è un messaggio: parliamo della grande sanità del Veneto, mentre per una gastroscopia ho aspettato 187 giorni. Io potrei dire a questa persona che è in buona compagnia, perché il sottoscritto sta aspettando da 14 mesi una colonscopia. Mamma mia, 14 mesi. 14 mesi, ecco. Ecco, esatto, in questo caso qua lei si rivolge siccome io ho anche una responsabilità, ecco, sto spingendo perché queste cose vengano fatte nel circuito normale, perché io potrei telefonare a chi di dovere, e magari dopo un giorno ho la mia coloscopia. Non va bene così, perciò è vero che ci sono ancora 40.000 come posso dire, esami, 40.000 cure da espletare. Siamo consapevoli che abbiamo carenza di medici, carenza di infermieri, magari dopo ne parleremo rispetto alla situazione di Treviso, ma siamo anche altrettanto consapevoli che se queste cose qua non arrivano dove devono arrivare, e dove devono arrivare sono prima le direzioni delle ULSS, secondo dalla regione, poi in terzo anche al governo centrale. Ma ritorniamo sempre qui:
Come facciamo noi a far star calmi i pensionati e i lavoratori se siamo ancora in questa situazione? Facendo ricadere i costi sulla regione, punto. Esatto, però quindi il cittadino, un altro messaggio, sì. Sapete cosa fanno le persone che non riescono a pagarsi le visite? Vanno da dottor Google quando poi sono gli stessi medici che dicono di non andare su internet, ma da qualche parte devo andare per curarmi. No, chiedo scusa, non facciamo questi errori. I medici di base, pur con tante difficoltà, sono a disposizione. Ognuno parla per il suo, ognuno parla per la sua esperienza, eccetera, ma è ben vero che dopo il 2020 e il 2021 sono stati caricati i medici di base di tante scartoffie, così diciamola semplicemente, ma quando c'è un bisogno, quello che noi riceviamo come ritorno, i medici di base ancora rispondono. Non possono rispondere in quelle zone dove i medici o sono andati in pensione o hanno cambiato lavoro. Esatto. Questo è l'altro corno del problema. E qui le soluzioni che sono state trovate, per esempio a livello veneto, sono quelle di aver aumentato i pazienti per medico. Si è trovata anche una soluzione proprio tampone. Nell'ULSS 2 questo è in vigore, e cioè che agli specializzandi diamo un carnet di pazienti, chiamiamolo così, di 600 o 1000 pazienti. Sì, però quella paziente che si trova anziano magari... Con un tutore. Ah, un tutore vuol con un dire tutore, che cioè con un medico. Con un medico vicino. Certo. Quindi, no, perché infatti se no... Però non risolviamo questo problema qua, e continuiamo a non capire che se la programmazione di 15 anni è stata sbagliata, la pianificazione dei subentri nei medici, negli infermieri e anche nelle OSS, negli operatori sociosanitari, è stata sbagliata perché dovevamo risparmiare, maledetti i bilanci dello Stato. Ecco, oggi non possiamo più fare quell'errore lì, dobbiamo insistere tutti insieme, sia dai territori poi a livello nazionale. Qui non faccio distinzioni di chi governa e chi è all'opposizione, che il Servizio Sanitario Nazionale italiano, se non viene investito da risorse nuove e aumentare quelle che abbiamo già, il rischio è quello che prima anche Paolo diceva, la privatizzazione della sanità. E qui c'è un grosso rischio per i pensionati, perché se i lavoratori dipendenti possono attutire il colpo con degli accordi aziendali o con dei contratti collettivi nazionali che danno una risposta con queste contrattazioni che danno una specie di assicurazione, ecco, i fondi sanitari, chiamiamoli così, integrativi, i pensionati non hanno nulla di questo e perciò si trovano nella necessità di o rinunciare alle cure oppure come posso dire, chiedere aiuto ai figli, ai nipoti. E qui stiamo andando al contrario di quello che è successo finora. È gravissimo che in una società come la nostra, come quella italiana, gli anziani siano messi nella situazione di scegliere: non mi curo perché non ho le risorse, non riesco a fare quello che il mio medico curante mi dice perché ci sono liste d'attesa lunghe e perché non ho le risorse per farlo. Assolutamente. Ecco, voi avete a questo proposito anche fatto delle raccolte di questionari, giusto? Per avere un po' in mano la situazione con cui parlare, quindi parlare con dati di fatto oggettivi. Sì, abbiamo iniziato proprio a fine della settimana scorsa, e lo stiamo facendo anche in questi giorni, anche il venerdì santo, con dei gazebo unitariamente. Facciamo compilare a chi vuole, naturalmente, ai nostri pensionati o ai cittadini in generale, il loro percorso, il loro iter, che a volte è un calvario rispetto alle liste di attesa, e poi, come dicevo prima, le invieremo alla Lanzarin. Questo lo facciamo molto volentieri, perché dobbiamo dare una risposta e un sostegno solidaristico a chi adesso è messo fuori dalle cure del servizio sanitario.
È ovvio che è una presa di posizione che potrebbe far sorridere qualcuno, ma quando avremo fatto un'analisi dei dati e perciò statisticamente avremo capito quante persone rimangono fuori dai servizi del sistema sanitario, qualcuno risponderà. E siccome io la dico così, molto, molto, come posso dire, chiaramente, siccome stiamo andando verso una discussione sulla legge Calderoli per l'autonomia differenziata, si leggano i nostri politici i resoconti non del sindacato confederale di CGIL, CISL-UIL, ma di istituti neutri, no? Che ci stanno dicendo attenzione, perché l'autonomia differenziata rispetto ai 20 sistemi regionali sanitari che abbiamo non dà un aiuto, anzi si rischia esattamente il contrario, una maggiore differenziazione tra regioni del nord, regioni del centro, regioni del sud, con buona pace di chi invece dice che responsabilizzando di più qualcuno questi territori dovrebbero risalire la china. Ma se questi territori, compreso il nord, perché noi a Treviso abbiamo una mancanza di medici ormai da tanto tempo, se questi territori non sono messi in grado di governare bene il servizio sanitario, parlo anche delle direzioni delle ULS, bene, non è che possiamo scaricare sul fatto che uno non è competente, dobbiamo dire sul bilancio nazionale quanto vale il servizio sanitario. Non può valere il 6,1%, dobbiamo andare a percentuali come l'Europa, perciò sopra il 7%, altrimenti non risaliremo mai la china. Infatti ecco un altro messaggio che è arrivato: abbiamo capito che il futuro va verso l'assistenza agli anziani, ma mi sembra che di fatto non sia così per la sanità. Ci dovrebbe essere un ministero per gli anziani che faccia da collegamento tra tutti gli altri come sanità, lavoro, turismo, eccetera. Mi ricordo, qui adesso posso farlo, una battuta, mi ricordo che l'attuale Presidente del Consiglio con il governo Berlusconi, perciò stiamo parlando di tanti lustri fa, aveva la politica dei giovani. Ecco, probabilmente questo suggerimento potrebbe essere preso in considerazione, ma attenzione, se noi cominciamo a fare differenziazioni fra giovani, fra persone attive e anziani, rischiamo la ghettizzazione. Ci deve essere un ministero unico, una sanità, dal mio personale punto di vista, una sanità centralizzata a livello nazionale, e dopodiché i dirigenti devono essere retribuiti sicuramente meglio di adesso, ma poi devono anche pagare le incongruenze o gli errori che fanno. Altrimenti stiamo solo qui a discutere, stiamo magari anche a fare delle discussioni che lasciano il tempo che trovano, perché non danno le risposte a quello che prima diceva Paolo e a quello che ho detto io. Perfetto, io interrompo un attimo, abbiamo una pubblicità, poi torniamo su questo punto, sentiamo anche a questo proposito cosa ha da dire il segretario Righetti, tra poco. Eccoci insieme a Vigilio Biscaro. Per quanto riguarda invece la situazione dei medici di medicina generale, qual è nell'area vostra? Sì, allora adesso mi faccio aiutare da qualche numero. Perché? Perché il nostro studio di ricerca a livello provinciale è dal 2020 che sta monitorando questa situazione. A Treviso non siamo messi meglio che in altre zone. Per certi aspetti siamo anche messi peggio, e mi riferisco ai pensionamenti dei medici che non vengono sostituiti da ulteriori medici di medicina generale. Faccio due dati. Nel 2011 noi avevamo 696 medici, nel 2022, a ottobre 2022, gli ultimi dati disponibili, 421, vuol dire, 91, chiedo scusa, vuol dire che nel 2022 abbiamo 120.000 assistiti non coperti da medici di medicina generale, che sono stati, come posso dire, risolti con l'aumento, come dicevo prima, dei pazienti per medico,
ma che questo ha significato per tante persone fare anche dei 20-30 chilometri per rivolgersi al medico più vicino. E qui significa che un terzo dei medici di medicina generale, a fronte di un bacino di utenza, e cioè degli assistiti, del 12%, abbiamo avuto una diminuzione di un terzo dei medici di medicina a fronte solo del 12% in realtà di minori pazienti. Questo cosa significa? Significa che le persone devono arrangiarsi oppure devono fare quello che prima ho detto. È vero che in provincia di Treviso le relazioni, devo proprio dirlo, le relazioni non sono negative con l'ULSS 2, ma è anche vero che se noi non troviamo soluzioni, e non le abbiamo trovate anche su proposte forse chimeriche nostre, e cioè: caro direttore dell'ULSS 2 Benassi, che ormai ci conosciamo da tanto tempo, prova ad assumere direttamente dei medici all'interno del servizio nazionale. Questo dice che è possibile o anche non è possibile, ma finché c'è questa carenza noi non possiamo con le solite forze del mercato trovare personale che venga a lavorare nel servizio sanitario, se non a costi esorbitanti. E siccome sappiamo che la specializzazione va da 3 a 5 anni, noi sappiamo già che dobbiamo aspettare il 2024 o il 2025 per avere una immissione di medici di medicina generale e 2 anni dopo di specialisti all'interno degli ospedali e del servizio sanitario in generale. Questo significa che la Regione Veneto e lo Stato deve guardare al proprio interno rispetto ai bilanci, ci mancherebbe altro, ma deve prendere una decisione. Primo, reinvestire ancora di più nel servizio sanitario. Secondo, e questo lo diciamo da anni inascoltati, l'assistenza non può essere messa a carico della previdenza. Per fare questo dobbiamo avere risorse. Risorse dove le trovi? Dove oggi sono, come posso dire, lì nascoste, e parliamo del fisco. Tant'è vero che CGIL e CISL UIL su questa partita stanno alimentando una serie di manifestazioni assieme al discorso della sanità, perché delle due l'una: o l'Italia diventa un paese per il quale 100 miliardi fanno anche comodo all'anno, oppure l'Italia deve dire, cioè chi ci governa e anche l'opposizione deve dire ai cittadini italiani: guardate che non ci sono più soldi per l'assistenza, perché dobbiamo spostarli tutti completamente sulla previdenza, e ci mancherebbe altro, e perciò chi può pagarsi quello che prima dicevamo con le problematiche della sanità, e chi non può non si cura. Bene. Questo ragionamento lo sta facendo questo governo al contrario, secondo me, perché sta pensando una flat tax generale, ma in realtà sta pensando a dare qualche briciola a chi ha 15.000 euro di reddito, se è part-time o pensionato, e far pagare il 15% invece alle retribuzioni più alte. Non sappiamo ancora come sarà attuata la legge delega, sono convinto che ci saranno dei confronti, ma viva Dio, i confronti con le parti sociali devono essere fatti in modo preventivo. Non posso io arrivare come Confindustria, come sindacato confederale, a cose fatte. Se vogliamo avere anche una condivisione degli obiettivi da raggiungere, io devo essere consultato prima, devo poter dire la mia su tantissime questioni, e dopodiché
fare anche dei sacrifici se è necessario, ma li faremo se avremo condiviso il progetto. Percorso. Se non l'abbiamo condiviso all'inizio c'è poco da fare. Chiaro. Io chiedo anche il parere un attimo a questo proposito, perché siamo verso la chiusura, al segretario Righetti. Un secondo, che c'è un messaggio: risparmiamo sulla salute, ma per Cortina 2026 sono previste spese incredibili per far crescere il turismo. Benissimo, diventiamo tutti più ricchi per spendere poi nella sanità privata. Alla fine chi ci guadagna? Di certo non il piccolo cittadino. Paolo Righetti, ad aggiungere qualche cosa a commento di quanto stava dicendo anche il segretario Biscaro, un po' siamo verso la chiusura. Abbiamo già detto quasi tutto, rafforzo alcuni concetti. Per noi il finanziamento del servizio sanitario nazionale, pubblico e universale non può essere considerato una spesa, è un investimento per tutta la collettività, per garantire a tutti il diritto alla salute. Per cui non ci sta, siamo contrari a quello che sta avvenendo. Un percorso che va a tagliare le tasse, va a tagliarle attraverso questo strumento della flat tax, soprattutto al lavoro autonomo e soprattutto ai redditi più alti, e molto meno invece al lavoro dipendente, ai pensionati e a chi ha redditi medio-bassi, e questo porta come conseguenza ulteriormente negativa a tagliare sulla sanità e sul welfare, cioè sui diritti fondamentali e sui servizi essenziali per la società, per la popolazione. E questo non è accettabile, è un percorso sbagliato che noi faremo di tutto per cambiare a livello nazionale e poi anche per le titolarità che ha la Regione a livello regionale. Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, l'elemento centrale e determinante è in quanto tempo e con quale velocità riusciamo a recuperare i ritardi sul reperimento del personale e delle professionalità necessarie, a partire da una ridefinizione e un ampliamento dei percorsi formativi. Sono tutte cose che non si risolvono in 2 giorni, ma se non si comincia mai, se non si riprende mai in mano questa situazione, lo spostamento progressivo verso il privato sarà sempre più inevitabile, con tutto quello che ne consegue in termini di aumento dei costi per la cittadinanza e io dico anche in termini di qualità delle prestazioni. Ecco, c'è una cosa che non capisco. Non si trovano le persone formate, specializzate per essere inserite nel sistema sanitario pubblico, nel sistema sanitario nazionale e regionale, e però aumenta sempre di più l'offerta da parte del privato. Allora anche sui criteri di accreditamento delle strutture private e soprattutto sulla verifica dei requisiti e delle professionalità che consentono un continuo incremento dell'offerta privata nelle strutture e nei servizi, forse qualche approfondimento andrebbe fatto, perché ci sono persone, lavoratori e lavoratrici professionalmente eccezionali anche nelle strutture private, però questa esplosione dovuta ai ritardi del sistema sanitario nazionale verso il privato, come viene compensata? Cioè, se c'è un buco formativo in generale, di medici di medicina generale, di infermieri, di OSS, ma che come fanno a essere reperiti nel privato e non perché vanno dal pubblico, vanno al privato perché molti medici però per esempio, se pensiamo alle case di riposo, c'è stato il fenomeno inverso, gli infermieri sono andati dal privato al pubblico, di più. Cioè, i lavoratori, esatto, diceva la retribuzione, questione di retribuzione, dove ci sono offerte maggiori economiche. Ognuno a seconda di dov'è, del contesto dove si trova, cerca di migliorare la propria condizione. O scappando dal pubblico verso il privato o scappando dal privato verso il pubblico. Allora torneremo, guardi, grazie Paolo Righetti di questo, segretario CGIL Veneto, grazie anche a Virgilio Biscaro, segretario generale SPCGIL Treviso, di averci fatto questo quadro. Noi ci rivediamo naturalmente perché dobbiamo ritrattare questi temi e lo faremo anche presto in approfondimenti. Io ringrazio i nostri telespettatori, naturalmente buon proseguimento, la puntata la vedete in replica anche nel nostro sito. Grazie. E buona pace.